qua. Allora, oggi è il 22 di febbraio, sto facendo il pranzo. Qui ho preparato un po' di verdure miste, contorno misto sul gelato e poi ci ho aggiunto ancora carote. Quindi ecco, lì c'è il caos, ok? Pasta per me, per 2 pranzi, quindi me la preparo per oggi e per domani a pranzo. Franz è dal dentista e non credo potrà mangiare pasta, quindi niente, mi sto facendo da mangiare e boh. Qua ho già pulito, già sistemato, già sono le 14:22. Pepe, ciao, mamuzzolo. Guarda che bello. Bello. Sì, eh. Sì. Ah, c'è. Pipo, ciao. Ma ciao, amicetto. Ciao. Qua c'è un leggero vento oggi, che a momenti ci porta via anche noi. No, ma davvero, eh? Si capisce la forza del vento dai video, ma non si capisce. Va bene. Comunque è una bella giornata. A parte il vento. Al lavoro a un certo punto pensavo portasse via il tetto, l'ufficio, tutto. No, ma davvero, ma delle folate. Vaia. Secondo me siamo lì, eh. Ci sono dei momenti che è veramente preoccupante. Ieri mi sono arrivate le pappe dei gatti, ma ieri non ho registrato, non ero tanto in vena. Oggi devo fare un po' di cose, visto che sono a casa da sola, vorrei fare i bendaggi a queste gambe e vorrei anche lavare i capelli, ma non lo so. E la luce pulsata. Tante cose. Non so cosa farò di queste tante cose. Vabbè, ho preso un po' di crocchini per i gatti. Questi qua. Ho preso robe miste e un pacchetto di questi. Ho il telefono del lavoro che suona. Aiutatemi. Rieccomi. Sì, stava suonando, sono andata lì per rispondere, messo giù, no, allora mi ha richiamata subito. E niente, cosa stavo dicendo? Non lo so. Adesso ho una cosa di lavoro da scrivermi perché va a finire che me la dimentico e domani mattina devo fare quel lavoro là, non subito appena arrivo, ma in mattinata, entro le 9 devo cercare di capire questa cosa, una roba insomma. E niente, quindi ho preso questi crocchi per i croccantini, per i gatti. Va bene? Ok. La pasta non è ancora pronta. Stanno crescendo i capelli, eh. Guarda dove sono. Beh, vabbè, sono un po' giù. Sì, però sono fini, ce ne ho veramente pochi adesso. Ho avuto quel periodaccio che ne perdevo tantissimi e si vede. Non hanno più sostanza, cioè non ho neanche capelli. Va bene, allora il fuoco ha preso, gli metterei un po' di legnetta dentro. Oh, sì, sì, un po' di legnetta. Ieri sera mi sono riuscita ad allenare. Wow, miracolo, miracolo. Spero però prima o poi di vedere anche dei risultati da questi esercizi, diciamo. Sono comunque allenamenti. Spero di vedere dei risultati da questi esercizi. Ma secondo me, spegniamo qua, secondo me sono più di 2 porzioni. Al massimo farò come l'altra volta, metterò in congelatore. Mi sa che ho fatto un po' troppa. Vabbè, dai. Perfetta. Boh, adesso mangio. Buona. Ci voleva sta pasta, avevo fame oggi. Sì. Molto buona. I gatti sono belli tranquilli. C'è vento. Pepe voleva uscire, ma con questo vento non lo faccio star fuori. Perché non è così freddo. Domenica mattina. È ormai qualche giorno che non registro più perché ma voi vedrete il video tanto tardi. Non me la sento, cioè mentalmente sono abbastanza disturbata per via della guerra.
anche se non mi tocca personalmente, ma boh, sono un po' giù, ecco. E mi chiedo come sia possibile nel 2022 una cosa del genere, non lo so, veramente non voglio parlare oltre di questa cosa. Comunque domenica mi sono appena messa il cornetto a scongelare, anzi a cuocere, quello delle Tre Marie, e sono buonissimi quei cornetti. Cornetti noi quali le chiamiamo brioche, in realtà sono i croissant, ecco. Mi tolgo l'apparecchio e ci vediamo dopo. In realtà io lo chiamo apparecchio, ma in realtà è una semplice mascherina tipo Invisalign, tipo, ma non è. Beh, l'Invisalign è un apparecchio, una mascherina, un bite, una mascherina contenitiva, ecco. Che però volendo può essere un apparecchio, perché basta modificare un attimino e mi cambia i denti, per cui basta farne una nuova, un pochino diversa e i denti cambiano, per cui alla fine è come un apparecchio. Come l'altra volta sono qua, domenica mattina, e sono qua dalla finestra. Il sole c'è, ma il cielo è velato. Sembra che anche il tempo senta quello che sta succedendo. C'è vento perché il vento non può mancare qua in montagna ormai. Cioè, viviamo col vento, è una cosa fastidiosissima. Ho preso un altro drone, quindi forse farò qualche ripresa. Oggi è il 27 di febbraio. Per me, per voi sarà tipo metà marzo, non lo so. Vabbè, la prossima settimana voglio portare il drone nel centro assistenza ufficiale DJI, e ce n'è uno abbastanza vicino, quindi voglio portarlo e farmi fare tipo un preventivo. Non ho ancora potuto usarlo perché c'è sempre vento, troppo vento, perché finché c'è un po' d'aria puoi tranquillamente usarlo, ma quando c'è sto vento qui no. Visto che sono qua tranquilla, ringrazio anche i nuovi iscritti. Ho visto che qualcuno si è iscritto e mi dispiace che non ci siano commenti, ma insomma qualcuno si è iscritto. Quando avrà voglia commenterà, insomma. È un po' il naso che cola oggi, ho gli occhi che bruciano, ogni domenica è così, ma non so perché, forse perché dormo troppo, non lo so. Vedo se registrare un video Shein, perché mi sono arrivati 2 pacchetti che aspettavo, un pacchetto un po' grosso, grande, più o meno come l'altra volta, e poi uno un po' più piccolo. Poi stavo cercando online una cassettiera barra comò, insomma un qualcosa, un mobile da poter mettere lì dietro la porta, perché adesso ho la cassettiera Ikea più un altro mobile di fianco. Ecco, io vorrei un mobile unico, vorrei appunto un mobile un po' più grande, della, come si chiama, della profondità più o meno del muro, che non vada a dare fastidio alla porta quando bisogna aprirla. Questo commo qua che ho di fianco è troppo profondo, servirebbe, che so, un 20 cm meno profondo, ecco. Quindi sto cercando in internet qualcosina ho trovato, ma niente della misura che serve a me. Perché come lunghezza a me servirebbe 1 metro e 5, massimo, 105 cm massimo, 108 proprio se proprio esageriamo, ma non di più di 108, ecco. Quindi sono alla ricerca in questi giorni di un mobile da mettere lì, perché vorrei un attimo dare una sistemata e fare un po' tutto uguale, ecco. O al massimo avevo pensato anche a un armadio che però allora sarebbe da fare uguale a quello che abbiamo già. Un 2 ante lì ci starebbe benissimo, un 2 ante come questo, solo che sarebbe per metterci le coperte, sapete, tutte quelle cose che sono della camera da letto, e anche il cambio armadio, e tenere l'armadio di là per altre cose. Solo che sarebbe da andare a fare un preventivo dove abbiamo fatto fare la camera. Ok, ci penso e ne parlo con Franz, perché
potrebbe essere un'idea. Allora, devo trovare il coraggio di scendere dalla macchina. Sono dopo lavoro. No, praticamente dopo lavoro e mascherina sono all'Eurospin, perché ho detto è inutile che vada a casa per poi magari uno dei prossimi giorni tornare qua a fare un po' di spesa. Quindi ho detto, visto che ho finito tardi di lavorare e tra 10 minuti apre l'Eurospin, vado direttamente all'Eurospin. Il problema è che sono passati più di 10 minuti perché sono stata al telefono e quindi mi sono un attimo persa. Comunque adesso vado. Io ho la sciarpa, ho il collo alto più la sciarpa, ma non c'è così freddo fuori. Stamattina era -8, quindi è abbastanza freschetto. Comunque io qua ho un po' di cose. Ah, ma il telefono ce l'ho là. Stavo cercando il telefono. Sì, ci sto registrando il video. Sono stanca oggi. Il lavoro è andata bene, è arrivato anche il direttore. Insomma, è un periodo un po' stancante, ecco, però come vi dicevo a inizio anno, sarà un periodo stancante, ma lo è ancora adesso che oggi è il 28 e lo è ancora oggi. Va un po' a giorni, a settimane. Dipende da cosa c'è da fare, insomma. Dipende un po' da tante cose. Vado dentro l'Eurospin e non so se ci sentiamo dopo. Ho speso ben 134,52 euro. Wow. Sì, giusto 2 cose. Storno. No, varie non food 00, vabbè. Sì, ho preso giusto 2 cosine. E ho fatto un po' di spesa perché veramente a casa eravamo senza roba. Non sono le 14:33, è sbagliato. Quello più o meno è l'orario giusto. 8 gradi, stamattina era -8 e adesso 8. Va bene, dai. Niente, non so cosa stiano aspettando queste persone, ma io a quanto pare non posso uscire da qua perché ho uno dietro che sta aspettando una che sta aspettando non so chi. Quindi è un bel casino, c'è un ingorgo. Io anche se volessi uscire non potrei uscire. Anche se volessi lasciare il posto per parcheggiare non potrei farlo perché sono bloccata. Che casino. Che faccio?